L'appello a non vaccinarsi è un invito a morire. Lo ha detto il presidente Mario Draghi, rivolto a chi ancora si ostina a boicottare la campagna vaccinale. E si deve dire grazie al suo governo che non si è fatto influenzare o intimorire dalle polemiche decretando l'obbligo del Green Pass nel momento in cui la situazione è tornata veramente grave. Ma in tema di Green Pass bisogna dare atto e merito a due titolari di strutture balneari di San Leone che per primi hanno lanciato l'idea del Green Pass riguardo i propri locali, ovvero il Borgo Sant'Uri e la Rotta. Come dire che è partita da Agrigento l'idea di tutelare i propri clienti senza alcuna discriminazione, come sottolinea il titolare del Borgo Sant'Uri. Un discorso chiaro il suo, che non vuole sentire parlare appunto di discriminazione, perché quello che si sta facendo serve a far cessare l'incubo. In tutto questo non c'è nessuna libertà violata, ognuno rimane libero di pensarla diversamente, purché rimanga con le proprie idee, distante da chi intende tutelarsi ed essere tutelato, aspettando magari qualche altro provvedimento che la gravità della situazione richiede.